Carissimi amici di Facebook, come vedete il vostro amato cabarettista Impariato che in questo momento si trova in una radio, la radio del sorriso. Sorriso di qua e sorriso di là. In questo momento, credetemi, eravamo in diretta e mi sono arrivate tante di quelle telefonate che volevano parlare tutti con il sottoscritto. Mi hanno fatto tanti di quei complimenti, tante bellissime ragazze mi hanno chiamato, Impariato, siete grande, siete forte. E io li ho ringraziati. Credetemi, ad un tratto dalla regia, il caporegia Ciccio Villari mi ha passato una telefonata in diretta e mi ha detto: Impariato, c'è una telefonata che arriva dalla Calabria. Credetemi, quando ho sentito che la telefonata arrivava dalla Reggio Calabria, specialmente dalla provincia del Catanzaro, perché sapete benissimo che quando telefonano dalla provincia del Catanzaro succede sempre qualcosa. Allora io ho detto al caporegia: passami questa telefonata in diretta e vediamo che cosa sarà successo mai. Pronto? Zio, sono tuo nipote Rocco. Oh, Rocchiceo, io ho detto, grande, mio, come stai? Zio, dice, sto benissimo. Non ti ho detto niente in questi giorni per non farti preoccupare. Perché cos'è successo? Mi dovevo laureare, in questo momento mi trovo a Milano e mi sono laureato, ecco, cazzo, gli ho detto finalmente una bellissima notizia. Dimmi, caro nipote, ti sei divertito, sei contento? Sì, zio, sono contento, strafelice. Siamo andati con i nostri amici a mangiarci la pizza, popcorn, Coca-Cola, aranciati, insomma ci siamo divertiti. Mancavi solo tu, zio. E vabbè, se mi telefonavi, ho detto, io salivo su a Milano, prendevo il treno e salivo a Milano, non succedeva niente. Ma poi, caro zio, non sai cosa mi è successo? Credetemi, quando mi ha detto non sai cosa è successo, ho detto fino a questo momento non era mai successo niente. Cosa è successo? Dice, zio, la sera quando sono andato in albergo, va bene, un albergo a 5 stelle, sono andato dal custode e ho detto: senta, mi dà la chiave per andare in camera. Mi ha dato la chiave e sono salita in camera. Quando sono salita in camera mi sono messo a girare tutte le stanze. Credimi, zio, era un appartamento così bello, mi sentivo un re. Tutto ad un tratto, caro zio, sono entrato nella stanza da letto. Quando sono entrato nella stanza da letto c'era una bellissima ragazza e mi ha detto: bello mio, vieni. Quando mi ha detto bello mio, ho detto: che è? Dalla provincia di Catanzaro pure lei? E io ho detto: ma era così bella, era messa a letto, aveva quel lenzuolino bianco addosso. E ho detto: e tu cosa fai qua? E lei cosa mi ha detto, caro zio? Vieni qua, bello mio, dice che da un anno che non vedo un cazzo. E tu cosa hai fatto? E io dice: cosa ho fatto? Io ho messo il colino negli occhi, ma cople, cazzo, una cosa sola dovevi farla anche sbagliata. Oh, grande poco mio, lo sai cosa fai, caro nipote, adesso? Quando esci dall'albergo, vai direttamente nella caserma dei carabinieri e gli racconti cosa ti sarà successo, cosa ti è successo adesso. Che questa barzelletta appena il comandante la sente, ti arruola subito nell'arma dei carabinieri. Ma cople, cazzo, non dai fortuna manco quando è Ferragosto. Ma facete un po' culita,